Primo arbitro Simone Zanfino di Adopoli. Secondo arbitro Vincenzo Canniscali da Cazzaro. Alla crono Gioacchino Lattazio di Collegno. Per il Napoli 12 Bellubuono, 94 De Gennaro, 2 Pellesigno, 4 Grasso, 6 Perugino, 8 Guglielmao, 9 Borruto, 10 Salas, 11 Denner, 24 Polo, 66 Ortodetto, 87 Calabarro, allenatore Gianfranco Angelini. E adesso
L'amarezza per la sconfitta in Supercoppa contro la Feldi è ancora forte, ma i vice campioni d'Italia devono subito voltare pagina. E quale occasione migliore per riscattarsi della sfida alla capolista, che non perde da ottobre e 10 giorni fa ha espugnato Catania dal Pala Maggiore di Leini. Buonasera da Luca Pellegrini e benvenuti a L84 Torino Napoli Futsal, 14ª giornata del campionato di Serie A. Squadre allineate a centrocampo per i saluti di rito in una sfida attesissima tra due big assolute del campionato italiano di calcio a 5. La L84 comincia il 2026 guardando tutti dall'alto in basso grazie alla vittoria per 8-4 contro la Meta Catania in una partita pazzesca. Il pubblico, l'ambiente, il clima stasera è quello delle grandissime occasioni. Avete intravisto anche la coreografia al Pala Maggiore di Leini durante i saluti che proseguono a centrocampo. Inquadrato anche Fortini, che ha festeggiato e festeggerà anche stasera la convocazione in nazionale per gli europei, come lui il suo compagno Liberti. Inquadrata anche la terna arbitrale, l'arbitro 1 è Simone Zanfino della sezione di Agropoli, l'arbitro 2 Vincenzo Cannistradi Catanzaro, il cronometrista sarà Gioacchino Lattanzio di Collegno. Foto di rito per la L84. E ora anche per il Napoli. Dicevamo gara molto attesa. Il Napoli è quinto. Viene dalla sconfitta in Supercoppa contro la Feldieboli, che poi ha alzato il trofeo ai rigori contro la Meta Catania davanti al proprio pubblico in una partita terminata 3-3. E poi ha visto i campani avere la meglio. Campani che avevano vinto la Coppa Italia contro la Meta Catania, che aveva vinto lo scudetto, nonostante il format Final Four. Alla fine la partita decisiva è stata proprio quella tra i vincitori dello scudetto e i vincitori della Coppa Italia. E oggi si affrontano due squadre che vogliono provare ad alzare un trofeo al termine di questa stagione. L84 che, prima però di parlarvi delle due squadre, un minuto di raccoglimento per la tragedia di Crans-Montana. Applausi doverosi dagli spalti del Pala Maggiore di Leini. Dicevamo L84 in realtà non è più prima solamente perché la Meta Catania nel pomeriggio ha battuto l'Active Network e quindi la L84 è scivolata momentaneamente al secondo posto. Vedremo se si riprenderà la vetta della classifica. Il Napoli invece è sesto a -4 dalla Roma, quinta, e si comincia
con il primo possesso proprio per il Napoli, che va in avanti. Si chiude la squadra di Diego Rios. Ancora Napoli con Guillermao, si gira e trova Victor Lopez che fa buona guardia sul suo palo. Calcio d'angolo primo della partita, battuto verso Guillermao, si coordina ma non trova lo specchio della porta il numero 8 brasiliano. Tuli, uno degli uomini più in forma, come Josico e come Cuzzolino, costruiscono loro tre. Josico va alla conclusione, bello buono, dice no. Tuli e Josico 5 gol nelle ultime 4 partite, Cuzzolino 5 nelle ultime 6. E poi c'è Borruto che fa un campionato a parte dal punto di vista della media realizzativa, 9 gol nelle ultime 6 gare, ha saltato i primi mesi di stagione, poi appena è tornato a disposizione di Angelini è stato semplicemente devastante. Lui che con questa maglia ha segnato 5 gol in 6 partite all'L84. Cuzzolino sbilanciato da Bolo, l'ultimo tocco è di Bolo. Josico all'indietro, Victor Lopez supera la metà campo, poi cerca l'imbucata per Josico, passaggio sbagliato da parte dell'estremo difensore dell'L84. Fallo laterale, Canabarro, arrivato questo mercato di riparazione e subito in gol in Supercoppa. Ora passaggio un po' troppo tenero da parte di Bolo per Canabarro. C'è comunque il fallo laterale a disposizione del Napoli. Canabarro classe 87 brasiliano. Bolo finta la verticale, poi conclusione da distanza siderale di Canabarro. Victor Lopez per Josico, studia la situazione, contromovimento di Cuzzolino. Ancora Josico all'indietro, Cuzzolino, si muove Tuli, scavetto per il numero 6, palla in mezzo, Maxi Rescia in caduta con Bello Buono che aveva sporcato la traiettoria di Tuli. Situazione abbastanza simile a quella che aveva portato al gol di Tuli contro la Meta Catania, con il movimento del numero 6 e poi il lob morbido e precisissimo di Cuzzolino. Fallo laterale. C'è stato un cambio nel frattempo per l'L84. Borruto sfida Josico, Guillermao protegge, poi tocco di Josico, secondo calcio d'angolo per il Napoli. Borruto alla battuta, anche lui classe 87 come Canabarro. Guillermao, Borruto, suolata, Borruto, Victor Lopez, prima vera parata della sua partita. Si fa sentire il tifo dell'L84 qui al Pala Maggiore di Leni. Bello Buono, rilancio lungo. C'è stato un contatto tra Guillermao e Victor Lopez. Si gioca, Bolo para, Guillermao! Vantaggio del Napoli. Non è riuscito a bloccare il pallone Victor Lopez. Sulla conclusione di Bolo segna Guillermao. 1-0. Secondo gol
alla L84 in carriera dopo quello segnato contro con la maglia della Feldi. 11° gol in questa stagione, l'8° in campionato. Vediamo quale sarà la risposta della squadra di Diego Rios. Murilo Schioquet si accentra, non può calciare, torna da Cosico, imbucata, intercettata dal Napoli. Borruto per Salas, lotta, vince il contrasto, possibilità per il Napoli. Maxi Rescia, intervento provvidenziale ad anticipare Borruto, poi non vuole buttare via il pallone la squadra verdenera. Murilo Schioquet all'indietro per Cosico. All'1 contro 1 si accentra, raddoppiato, riesce ad andare comunque da Murilo Schioquet. Cosico lo sfida Canabarro. All'indietro Victor Lopez. Sposta, può anche calciare, lo fa, bello buono in 2 tempi, aiutato anche dal compagno. Borruto. Guillermao chiede sostegno e alla fine guadagna un fallo laterale. Giocatore che sta decidendo questa partita. Denner si gira, va col sinistro e trova il terzo corner per il Napoli, che è partito forte. Salas, morbido, conclusione tentata da Renzo Grasso, vorrebbe un tocco che non c'è. E allora si riparte dal rinvio. Tuli, Salas, Tuli, Murilo Schioquet. Si muove Salas, vediamo se c'è stato un tocco, probabilmente sì, e quindi fallo laterale in zona offensiva per i padroni di casa. Murilo Schioquet detta il movimento a Salas, si va proprio dal 20. Murilo Schioquet, bello buono, tiene in piedi il Napoli. Grandi riflessi come sempre per Yuri Bellobuono. Victor Lopez scava il pallone, Bellobuono ha capito tutto, poi ci prova dalla sua porta. Victor Lopez sullo slancio finisce nella rete. E si può riprendere con il fallo laterale battuto da Liberti. Come dicevamo, lui e Fortini convocati dalla nazionale italiana per gli europei. Tuli in orizzontale, Fortini, ancora Tuli, Fortini, Liberti prova a muoversi la L84 per disorientare la pressione uomo su uomo del Napoli, che però paga perché il fallo laterale è per la squadra di Angelini. Prima stagione al Napoli, arrivato dalla Fortitudo Pomezia, lui che a proposito di nazionale e di europei li vinse nel 2003. Conclusione di Grasso sul fondo. Prima di iniziare la carriera da allenatore, infatti, per Angelini, carriera da giocatore nel ruolo di portiere. Liberti, Tuli, Fortini, ancora Tuli, Liberti si accentra, tentato un blocco Tuli, se n'è liberato Pelesigno, poi pressione fallosa da parte di Renzo Grasso, che fa vedere il pallone ai 2 arbitri, poi eccede nelle proteste, va subito a scusarsi. 4 gol in 4 partite in carriera per lui contro la L84 di nazionalità argentina. Renzo Grasso. 5 gol in stagione per ora. Arrivato in estate dall'Active Network.
Pelesigno coinvolge Bellobuono, rilancio direttamente tra le braccia di Victor Lopez. Fortini in verticale, Liberty riceve dopo la suolata di Lucas Braga e guadagna un fallo laterale, il Diablo Francesco Liberty. 3 reti per lui al Napoli, tutte con la maglia della Feldi. Fortini, poi Tuli in orizzontale, Liberty sfida Pelesigno, si accentra Liberty, poi Tuli, il suo destro decolla. Bellobuono con le mani, ottima idea, in avanti per Denner, difende, riesce anche a metterla in mezzo a rimorchio, non c'era nessuno però. Passati quasi i primi 6 minuti effettivi. Primo calcio d'angolo guadagnato dall'L84. Vediamo come lo sfrutterà la squadra di Diego Rios. Fortini alla battuta, in area di rigore Lucas Siqueira, Liberty. Liberty, Fortini, forte. Scusate il gioco di parole. L'ha vista all'ultimo Lucas Siqueira. In cerca di un gol che manca dal 25 febbraio scorso. Bellobuono in avanti, rilancio intercettato, Liberty costretto a chiamare in causa Victor Lopez, che torna da Liberty. Imbucata, leggibile, però ancora Victor Lopez. Come al solito guadagna campo, supera la linea centrale, poi Bellobuono con le mani per far ripartire subito Pelesigno. 3 contro 3 per il Napoli. Pelesigno, finte, Pelesigno va giù sul contatto con Braga, che poi con grande astuzia riesce a guadagnare anche un fallo laterale. Liberty, Fortini sulla sua verticale, Lucas Braga, duello molto fisico, lo vince il numero 13. Commette fallo Perugino, almeno questa è la decisione dell'arbitro 2, Vincenzo Cannistra, della sezione di Catanzaro. Interessante il duello fisico tra Braga e Perugino. Perugino che adesso lascia il campo a Canabarro. Arrivato a dicembre dall'Atlantico, dove ha vinto una Liga Gaucha e una Copa do Brasil. Per lui si tratta di un ritorno in Italia, dove ha vestito le maglie di Latina, Sapone, Pescara, Feldieboli, Luparense. Cuzzolino, Suola, Mancino addosso a Borruto. Poi Liberty per Victor Lopez, ancora Liberty che sbaglia il controllo, finisce giù, non c'è fallo. Borruto finta, Borruto, poi Murillo schiocchetto, ovviamente non è un retropassaggio. Victor Lopez, follia del portiere dell'L84 che poi prende il cartellino giallo. Ma rischio senza senso corso dal portiere della squadra di Diego Rios, che aveva davanti a sé 2 maglie del Napoli. Ha provato a passare in mezzo, contatto non falloso, almeno questo è quello che ha deciso Simone Zanfino. E allora il fallo l'ha commesso poi Victor Lopez. Tocco con la mano da terra, fuori area naturalmente. Calcio di punizione quando sono passati praticamente 7 minuti effettivi al Pala Maggiore di Leni. Pronto Canabarro. Rincorsa lunghissima. Va Canabarro, forte rasoterra sul secondo palo. Ha intercettato Maxi Rescia.
Ora Bolo dà indicazioni proprio a Canabarro e anche a Borruto. Salas, puntata verso Borruto e poi il pallone che scivola in fallo laterale. Rimessa per il Napoli. Guillermao. Bolo per Guillermao che non controlla. Il pallone scivola in fallo laterale. Liberty per Victor Lopez. Si guarda intorno. Pochi movimenti da parte dei giocatori verdeneri. Fortini. Perugino gli sbarra la strada. Ancora Fortini per Braga. Si rinnova la lotta con Perugino. Fortini carica anche il destro. Non c'era luce. Victor Lopez. Lucas Braga, suolata, poi passaggio sbagliato per Fortini. Siamo già dall'altra parte con Guillermao. Protegge, attende rinforzi e poi va all'indietro. Conclusione di Bolo. Tiene in due tempi Victor Lopez. L'aveva costruita molto bene la L84 questa chance. Ha sbagliato il passaggio Salas, che oggi gioca contro suo fratello. Entrambi fratelli minori dell'ex Sandro Abate. Cuzzolino per vie centrali. Fortini, controllo, ancora all'indietro. Cuzzolino, bello buono due volte. La seconda non sa neanche lui come. La prima in bagger, la seconda di istinto puro con la gamba. Il ginocchio. Tuli perde palla, Maxi riesce a lottare. Poi Cuzzolino passa davanti a Guillermao. Cosico. Non si è ancora acceso il numero 10 dell'L84. Cuzzolino. Cosico si pesta un po' i piedi con Cuzzolino. Poi torna proprio dal numero 17, nato in Argentina da genitori italiani. Solito movimento sull'out di destra, poi si prende il centro per andare sul piede forte. Attaccato da Guillermao ma rimane in piedi. Chiama il movimento ai compagni. Cuzzolino sul fondo ma non di tanto. Voleva andare al tiro, si era ritagliato lo spazio per calciare. Maxi Rescia in anticipo, fallo laterale. Bolo in avanti per Denner che finisce giù. E arriva il cartellino giallo ai danni di Maxi Rescia, secondo ammonito dell'L84 dopo Victor Lopez. Vediamo come sfrutterà questo calcio di punizione la squadra di Angelini quando siamo a 49 secondi dalla metà del primo tempo. Sempre 1-0 Napoli. Gol di Guillermao. Borruto e Bolo sul pallone. Va Bolo, respinge Victor Lopez. E poi
Dener stoppato a un passo dalla porta da Maxi Rescia. Lob, Bolo anticipato da Cosico. Ha salvato un gol fatto Maxi Rescia. Borruto prova a girarsi, non riesce ad andare via, può ripartire l'L84, Tuli e Liberti si ostacolano, poi Dener messo giù, altro calcio di punizione. Forse ha preso anche un colpo cadendo Dener. Finito giù il numero 11 Mateus Dener, brasiliano, anche lui come Cannavaro arrivato in questo mercato di riparazione nella prima metà di questa stagione. Ha giocato nella massima serie polacca con il KS Kontrakt Lubava. Lui che ha iniziato la carriera proprio in Italia in A2 con gruppo Fassina, Cisternino e Bisceglie. In mezzo anche una parentesi in Serie A con la Luparense. Bolo! Ha demolito la traversa. Non l'aveva neanche vista Victor Lopez questa palla. Aveva calciato fortissimo Bolo. 10:21 effettivi da giocare al Pala Maggiore di Leni. 1-0 Napoli. Bello buono. Rilancio, Cosico intercetta, Dener prende posizione. Poi Grasso, Victor Lopez bravo a bloccarla. Pallone che era sbucato all'improvviso da un mucchio di gambe. Cosico per Cuzzolino, tamponato, mantiene il possesso con la suola, raddoppiato, guadagna al massimo ed è un fallo laterale. Tuli, giro palla, Maxi Rescia, Tuli, ancora Maxi Rescia con l'esterno, giocata quasi da calcio a 11, fallo laterale. Tuli, prova l'immucata, vediamo di chi è stato l'ultimo tocco. Dovrebbe essere di un giocatore del Napoli. Quindi terzo calcio d'angolo per l'L84. 3-3 la situazione dei corner. Si sgancia Cuzzolino, palla morbida per Maxi Rescia al volo. Pallone abbondantemente lontano dai pali della porta difesa da Yuri Bellobuono. Pelesigno. Poi Grasso si complica un po' la vita con un controllo difettoso e concede il fallo laterale all'L84. Sempre scatenato davanti alla propria panchina Angelini. Maxi Rescia per Tuli, lo sbilancia Grasso e guadagna il fallo laterale. Pelesigno, pallone sul fondo, intercettata l'imbucata di Grasso. Bello buono, Maxi Rescia in anticipo di testa. Cuzzolino, si muove Maxi Rescia, si va verso Cosico, occhi negli occhi con Pelesigno, lo salta, Cosico forte, bello buono. Pelesigno sul secondo palo, Victor Lopez in spaccata, intervento provvidenziale e poi fallo che porta al primo cartellino giallo contro il Napoli. Ammonito Pelesigno. Nove minuti da giocare.
al pala maggiore di Leinin in questo primo tempo, che vede il Napoli avanti 1-0. Lucas Siqueira per Lucas Braga, costretto ad appoggiarsi a Murilo Schiochet, poi Fortini, imbucata, Braga non riesce nella sua lata, Perugino, flipper, l'ultimo tocco è di Lucas Siqueira. Allora bello buono subito per Guillermao, Murilo Schiochet non vuole farlo girare, Guillermao fa valere il fisico, Murilo Schiochet ringhia, poi Fortini, anche lui pressione veemente che funziona, Murilo Schiochet per Lucas Braga con grande intelligenza, Perugino la lascia scorrere e guadagna il fallo laterale. Classe 96, Nando Perugino, capitano, bandiera della squadra. Gioca al Napoli da quando era in Serie C. Victor Lopez, Murilo Schiochet, poi Lucas Siqueira rischia un'imbucata con l'esterno. Lucas Braga protegge, arriva Lucas Siqueira, scivolata che gli nega il primo gol in stagione. Guillermao, doppio passo, va via, Guillermao, Fortini perde di vista il pallone e concede calcio d'angolo. Quarto corner per il Napoli. Salas prova a metterla direttamente in area di rigore, anticipato Perugino, Diego Rios a dare indicazioni, Bolo, Guillermao prova a girarsi, Fortini come può cerca di arginarlo, Guillermao si accentra, Guillermao palla alta, come aveva lavorato, spalle alla porta Guillermao che ora finisce giù. Si era arrangiato come aveva potuto Fortini e ora Guillermao chiede l'ingresso dello staff medico e lamenta di aver subito un colpo alla bocca dello stomaco. Numero 8, brasiliano, mosso i primi passi nel Corinthians, dove ha vinto una Supercoppa brasiliana, poi ha lasciato il Sud America, militato in Spagna con l'Inter Movistar, in Italia con la Fel di Eboli dove nel 22-23 ha vinto lo scudetto, in Lettonia con il Riga, addirittura in Giappone con il Nagoya Oceans dove ha vinto il campionato. Vero giramondo Guillermao con esperienze in 3 continenti. Braga sbaglia lo stop e si dispera. Il numero 13, autore di 3 gol in carriera al Napoli, 1 con la L84, 2 con la Feldi. Bello buono. Rilancio sponda di Borruto, ma non c'è nessuno in area di rigore, difende con un uomo in meno adesso il Napoli perché Borruto deve rientrare, ma sbaglia il tocco Lucas Siqueira. È il 9° incrocio tra Napoli ed L84, guida nettamente la L84, 4 vittorie dei verdeneri, 3 pareggi e una sola vittoria del Napoli nel marzo 2024, proprio in casa dell'L84, ma non a Leini, perché quella partita si giocò al Pala 2000 di Settimo Torinese. Lucas Siqueira con la punta sul fondo. Bello buono per il Titi Borruto. Ciolito Salas, poi cercato Borruto in avanti, sicuramente insieme a Cuzzolino la stella più splendente in campo questa sera. Cosico, Cuzzolino,
Maxi Rescia, Cuzzolino, di prima impossibile controllare questo pallone per Lucas Braga, messo molto bene in campo al Napoli da parte di Angelini. Sta disinnescando la L84, che l'unica sconfitta stagionale l'ha raccolta proprio al Palamaggiore di Leni contro il Sala Consilina. Salas, Cuzzolino intercetta e poi sbaglia l'apertura a sinistra sulla pressione di Salas. Applaude comunque il compagno Husico. Borruto, ancora il Titi Borruto che va via. Borruto! E questo è un gol sbagliato per uno come lui, che se l'era costruito alla grande. Non ha inquadrato lo specchio della porta. Cuzzolino, Tuli, ancora Cuzzolino, Cosico, Cuzzolino, imbucata, troppo morbida, bello buono. Salas, pronti a entrare in campo Perugino e Canabarro. Salas sbaglia, Tuli intercetta e mette ordine. Cuzzolino, Cosico chiama in causa Victor Lopez. Imbucata, Cosico attaccato in modo falloso, nettamente, da parte di Borruto, che si prende il cartellino giallo. Due ammoniti a testa, Victor Lopez e Maxi Rescia per la L84, Pelesigno e Borruto per il Napoli. Tuli e Cuzzolino sul pallone. Arriva anche Cosico. Impressione però che andrà al 17. Vedremo. E invece no, doppia finta. Tuli per Cuzzolino! Schema perfetto, semplice ma efficace dell'L84 che trova al pari con Cuzzolino. Sesto gol nelle ultime 7 partite. Secondo gol al Napoli con questa maglia, il 9° in totale in campionato, il 65° con la L84. Tutto da rifare per la squadra di Angelini, che per come stava giocando poteva prendere gol solo da palla inattiva, perché su azione non aveva concesso quasi nulla alla squadra di Diego Rios. Le grandi squadre però si vedono anche da questi particolari, che particolari non sono, in una partita di grande sofferenza, sporca, scorbutica. Trovano il gol da palla inattiva. Cosico. Vediamo adesso che finale di primo tempo ci aspetta. Borruto. Di prima verso Denner. Viene anticipato. Canabarro. Borruto. Canabarro per Bello Buono. Solito rilancio in avanti. Denner, Maxi Rescia riesce a mettere la gamba davanti. Poi Grasso, copertura. L'ultimo tocco ha cambiato idea
3 volte l'arbitro 2, che infatti sorride dal 5 a Tuli. Canabarro. Grasso. Liberti ci mette la punta ad anticipare Denner. Borruto. Denner, altro fallo laterale dallo stesso identico punto. Sbaglia l'imbucata Renzo Grasso. Allora rinvio a disposizione di Victor Lopez. Liberti. Maxi Rescia di prima intercettata la sua verticalizzazione, poi Liberti, ancora il Diablo, destro respinto, era riuscito nella sponda in qualche modo Salas. Fallo laterale. Fortini di fianco a Bortoletto che si scalda. Lob Pelesigno di testa. Fallo laterale esattamente dalla parte opposta. Stessa altezza. Lucas Siqueira in appoggio, ma probabilmente farà un movimento per favorire Liberti. Anche lui va dentro e la mette sul fondo. Altro schema riuscitissimo dell'L84 che va a centimetri dal 2-1. Bello buono per Guillermao. Difende, scarica Grasso. Pelesigno. Maxi Rescia. Può ripartire la L84. Salas perde forse un tempo di gioco. Liberti, Salas. Arrivano gli applausi dal Pala Maggiore di Leni. La chiama Liberti. Salas. Liberti. Sterzata, zona tiro. Liberti prova l'imbucata, ma c'è fallo in attacco. Blocco a favore del Napoli. E inizia a essere interessante per il Napoli e rischiosa. No, scusate, interessante per la L84, rischioso per il Napoli la situazione falli, ma in realtà con questa irregolarità sono pari 4-4. Pelesigno in orizzontale, poi fa movimento Guillermao. Ancora Guillermao a lottare con Maxi Rescia. Poi scarica per la conclusione di Bolo. Victor Lopez in qualche modo si è salvato, forse anche con l'aiuto del palo. Poi rivedremo tutto, ma ancora Bolo a un passo dalla gioia personale. Liberti respinto, non è finita ancora Liberti. Victor Lopez. Altro rischio corso dal portiere dell'L84 che ne esce però con Liberti. Si costruisce spazio per la conclusione, poi viene fermato da Pelesigno. Per un momento anche qualche scintilla. Rivediamo, puntualissima la regia, e come si è stato aiutato dal palo Victor Lopez. E allora dopo la traversa, altro legno per Bolo. Guillermao la tocca e dopo però non c'è il tocco di Tuli. 130 secondi al termine. Victor Lopez. Scavetto, Salas di testa, bello buono. Poi con le mani direttamente da Victor Lopez. Murilo Schiocchet prova ad accelerare la L84, imbucata, sbagliata però. Allora Salas, può ripartire il Napoli. Murilo Schiocchet in ritardo, l'arbitro non fischia. Salas sbaglia, Tuli intercetta.
Forse un grande rischio Murillo Schiocchetti, perché sarebbe stato il quinto fallo. Perugino per Salas all'indietro. Bello buono. Rinvio e ci deve mettere le mani Victor Lopez per evitare un gol simile a quello segnato da Pietrangelo. E viene chiamato il primo time out della partita da parte di Angelini, quando manca poco meno di 1 minuto e mezzo, 87 secondi all'intervallo al Pala Maggiore di Leni. 1-1 il punteggio. A Guillermao ha risposto Cuzzolino, un brasiliano e un argentino. Inquadrata la panchina del Napoli, ora quella dell'L84 con Diego Rios che dà indicazione ai suoi. Prima stagione per entrambi sulle rispettive panchine, per Diego Rios in generale, anche la prima stagione in Italia. Mosso i primi passi da allenatore in Spagna, 2 anni in seconda divisione, poi sempre nella massima serie con Azcar Lugo, Oparrulo Ferrol, Ribera Navarra e Levante. Levante dove nel giro di 2 anni ha raggiunto finale scudetto, semifinale di Coppa di Spagna, semifinale di Supercoppa. Poi ha tentato l'avventura in Indonesia dove ha vinto tutto col Bintang Timur. Borruto, poi Guillermao, schema che stava riuscendo anche se non in modo pulito. Cosico si abbassa Murillo Schiocchetta. Cosico per Tuli, contromovimento di Murillo Schiocchetta che poi imbuca verso Maxi Rescia, spostato in modo regolare da Guillermao che può ripartire, torna indietro, trova Polo. Borruto riceve sulla tre quarti. Guillermao con calma direttamente verso Bellobuono, in avanti impreciso per Borruto. Victor Lopez lascia lì per Maxi Rescia. Cuzzolino in orizzontale. Cosico, forse ultimo possesso della partita, o meglio del primo tempo per la L84. Tuli Cosico, suolata, Cuzzolino, fallo laterale. 20 secondi al termine, è rimasto Giubolo. E arriva il time out chiamato da Diego Rios, che evidentemente vuole sfruttare al meglio questo calcio piazzato, questa palla inattiva, considerando che mancano solo 20 secondi al termine del primo tempo. Massaggi per Bolo, classe 92, argentino. Terza stagione al Napoli per lui. Abbiamo sui primi passi in Argentina con lo Juventus, poi 2 maglie non proprio banali, cioè River Plate e Boca Juniors. Nel 2014 si è trasferito in Europa, 3 anni in Spagna con Santiago e Peníscola
poi un anno in Italia con il Napoli, calciò a 5 nel 2015-2016 e altra parentesi in Argentina con il San Lorenzo. Lob Maxi Rescia al volo, Canavarro, e poi bello buono con le mani Borruto. Tuli lo tiene lì, Borruto si accentra, costretto a scaricare. 7 secondi, Puzzolino si accontenta del fallo laterale a 4 secondi dall'intervallo. Cosico per Victor Lopez, Puzzolino, Cosico, e arriva la sirena. Per il momento basta così, primo tempo che termina sul punteggio di 1-1, vantaggio di Guillermao, pareggio di Puzzolino. Noi ci prendiamo una pausa, voi però restate qui perché tra pochissimo ci sarà la ripresa di L84 Napoli.
Bentornati al Pala Maggiore di Leni, tutto pronto per il secondo tempo tra L84 e Napoli. Per il momento, se dovesse finire così la partita, la Meta Catania si riprenderebbe a tutti gli effetti il primo posto che in questo momento le appartiene, perché come già anticipato in apertura, in avvio di telecronaca, oggi pomeriggio ha giocato e battuto l'Active Network e quindi ha riscavalcato la L84 che in caso di vittoria si riprenderebbe la vetta, in caso di pareggio invece la lascerebbe ai rossazzurri. E si ricomincia con il primo possesso della L84. Cuzzolino subito a imboccare. Tuli. Cuzzolino. Victor Lopez. Supera la metà campo. Non calcia. Cuzzolino di prima va a sbattere contro Guillermao. Bello buono. Addirittura si concede il lusso del lob su Tuli. Poi Guillermao. Rilancio impreciso. E fallo laterale. Cuzzolino verso Maxi Rescia. Di nuovo Cuzzolino. Tuli. Cosico addomestica con grande eleganza il pallone. Cuzzolino prova a calciare. All'improvviso una fiammata di Cuzzolino, doppietta del 17, la ribaltata la L84 e con questa rete fanno 7 nelle ultime 7 partite. Il primo gol è stato il frutto di uno schema nel quale Cuzzolino ha semplicemente, tra virgolette, dovuto finalizzare. Questo è tutto suo, tutto suo. Vuole rispondere subito il Napoli, che ha guadagnato un calcio d'angolo, costretto però a indietreggiare Guillermao. Spalle alla porta, vorrebbe girarsi, finta e controfinta su Cosico che non abbocca. Cuzzolino, Cosico. Suolata, Tuli. Poi chiama il movimento di Cuzzolino, che ora rischia, viene raddoppiato e guadagna una rimessa e poi va al cambio. Basta concedere un fazzoletto a Cuzzolino per essere puniti. Fortini di prima doveva essere uno stop, diventa un passaggio sbagliato. Per sua fortuna Borruto non aggancia. Victor Lopez chiede troppo. Proprio esterno destro. Bolo per Guillermao di testa, deve uscire, bello buono, che va addirittura al tiro. Victor Lopez con le mani pesca Liberti, bello buono. Guillermao, Maxi Rescia, che paga un gap notevole in centimetri nei confronti di Guillermao, ma sta reggendo l'urto. Bolo in buca, Guillermao torna da Bolo quasi sulla linea di fondo campo. Fortini lo chiude. Bolo per il corner, Borruto, finta, destro, Victor Lopez in due tempi.
Poi contatto, Victor Lopez vede Bello Buono fuori dai pali, cerca di sorprenderlo. La sua conclusione è imprecisa. Borruto, scavetto, doveva essere per Perugino, diventa buona per Guillermao. Ancora Borruto. Guillermao. Sponda per Borruto, Maxi Rescia, poi Guillermao, Perugino. Adesso si lotta su ogni pallone. Canabarro. Guillermao. Canabarro scalda le mani di Victor Lopez. Conclusione potentissima. Porta al calcio d'angolo. Altra conclusione. Stavolta non sarà calcio d'angolo, ma fallo laterale. Pallone che ha colpito il soffitto. 8 corner per il Napoli, 3 per l'L84. Perugino. Borruto cerca Guillermao, Liberti, bada al sodo e scaraventa il più lontano possibile. Salas sbaglia, intercetta Fortini, dentro per Liberti, Perugino salva un gol fatto. Chiusura da manuale del difensore. Liberti per Fortini, anticipato da Salas. Liberti se la va a riprendere, Fortini sbaglia, rischia, Denner col fisico, Denner, calcio d'angolo. Continua a guadagnare calci d'angolo a ripetizione la squadra di Angelini, a un passo dalla doppia cifra. Denner, Victor Lopez con il piede, Fortini pronto a fare il suo ingresso in campo, Pelesigno al posto di Borruto. Bolo per Perugino, ancora Bolo di prima, sbaglia. Adesso dagli spalti invocano il gol di Lucas Braga. Doppietta per lui contro la Meta Catania. Lucas Siqueira, Lucas Braga, Fortini, Liberti, 1 contro 1 con Pelesigno, si accentra ma col sinistro, respinto Victor Lopez. Col mancino per Liberti, per una grande esecuzione. Bello buono. Perugino. Si alza la pressione della squadra di Diego Rios. Perugino, Pelesigno, Salas in verticale, intercetta Lucas Siqueira a 2 mani, bello buono. Cresciuto il Maritime Augusta, fratello del portiere della Meta Catania. Cosico sfida Pelesigno, sterza, calcia, pallone non arriva in porta, viene stoppato prima. Cosico, Liberti all'indietro proprio da Cosico, con l'esterno non si intende con Lucas Braga, ma c'è un tocco e quindi fallo laterale. Cosico, morbido per la conclusione al volo di Lucas Siqueira. Bello buono, con le mani trova Pelesigno, Victor Lopez
Che parata! Con il piede. Strepitoso Victor Lopez. Husiko. Lucas Siqueira verso Lucas Braga. Non uncina la sfera. Salas chiama il movimento di Perugino. Pelesigno. Lancio lungo. Che non è un lob, è proprio un lancio. Liberty. Lucas Siqueira. Che lentamente sta ritrovando la condizione migliore. Fortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare tutta la prima metà di questa stagione. Liberty per Lucas Braga, suolata Lucas Siqueira, ci aveva messo la punta, troppo debole però la sua conclusione. Bello buono, Denner, occhiataccia all'arbitro, ma non c'è fallo sulla marcatura di Liberty. Tuli. Murilo Schioquet di nuovo per Tuli, poi Husiko. Murilo Schioquet di prima, Lucas Braga stavolta controlla Pelesigno, Lucas Braga, forse il pallone gli carambola sul braccio e quindi punizione già battuta. Perugino, arriva Salas, l'ex della partita. Proprio l'anno scorso ha giocato al Napoli. Napoli che ha già punito, tra l'altro, con la maglia del Mantova. Salas per Husiko, poi Murilo Schioquet, evita che il pallone esca. Tuli. Murilo Schioquet. Husiko, Salas. A puntare Renzo Grasso. Husiko, movimento in parallela, suggerimento di poco lungo, poi Denner, ultimo tocco di Tuli. (13:22) da giocare sul cronometro, avanti la L84 che in questo momento sarebbe prima in classifica. Chiama il cambio Angelini alla prossima occasione utile. Pelesigno. Murilo Schioquet ruba palla, trova Salas, arriva Tuli, Salas con deviazione, calcio d'angolo. Continuano a farsi sentire i tifosi dell'L84. Tuli, anticipato Murilo Schioquet, poi conclusione che viene toccata da Bello Buono, non sembrava un tiro irresistibile. Salas. Stavolta ha ragione il Napoli. L'ultimo tocco è di Van der Salas. Bello Buono, rilancio, Husiko finisce giù e guadagna un calcio di punizione. 7 minuti e 15, anzi e 16 sono trascorsi in questo secondo tempo. Stiamo per entrare nell'ultimo quarto di partita. Tuli, Salas, Husiko. Contromovimento di Murilo Schioquet. Salas,
Cosico di prima per Tuli, controllo complicato, Borruto per Bello Buono. Poi rilancia e trova in qualche modo Guillermao Victor Lopez. Rimpallo sfortunato per Grasso. Murilo Schiocchet sbaglia il controllo. E poi anche Borruto sbaglia l'intervento. Maxi Rescia per Murilo Schiocchet. Torna da Maxi Rescia. In acrobazia, palla fuori. Pressing forte di Salas, che poi finisce giù. Vediamo di chi è il fallo. Di Salas, che prende anche il cartellino giallo. L'impressione effettivamente è stata che Borruto sia riuscito a mettere il corpo davanti e che Salas abbia calciato l'argentino. Sì, calcione netto a Borruto. Calcio di punizione per il Napoli a 11:56 dal termine. Rilancio di Borruto, Maxi Rescia intercetta Cuzzolino, Maxi Rescia all'indietro. Victor Lopez, Cuzzolino. Rimane in pressione la squadra di Angelini, ma con pazienza gli uomini di Diego Rios. Stavolta è Salas ad aver subito fallo. Gioco fermo ancora. E ora si può riprendere. Cuzzolino. Imbucata. Fortini se la ritrova quasi tra i piedi. Volo. Lancio lungo, Guillermao. E questa non riesce a controllarla. Adesso gioco molto spezzettato. Tuli sbaglia il passaggio per Fortini. Non si intendono i due. Guillermao protegge e si gira. Non c'è deviazione stavolta. Ripartenza possibile dell'L84. Cuzzolino, tocco Maxi Rescia. Ancora Cuzzolino. Salvataggio sulla riga del Napoli con Bolo, che poi prende il cartellino giallo per proteste. E arriva anche il rosso per un componente della panchina del Napoli. Le proteste nascono dal fatto che il Napoli forse avrebbe voluto un fallo laterale. Tuli pronto al calcio d'angolo. Si può riprendere con Tuli, lob morbido, Cuzzolino. Borruto alza uno strano campanile.
mentre sembra sia rimasto a bordo campo, ma dal lato opposto Giappa Duarte, direttore sportivo del Napoli, espulso pochi istanti fa. 9 minuti effettivi trascorsi, 11 da giocare al Pala Maggiore di Leni. Cuzzolino sul secondo palo, non trova nessuna deviazione. Lancio lungo, impreciso per Guillermao. E allora Victor Lopez, ci avviciniamo alla metà del secondo tempo, sempre avanti la L84 in questa penultima giornata del girone di andata, che si chiuderà sabato con tutte le gare in contemporanea alle 18. Io vi ricordo, per seguirle, Cuzzolino in bucata, Lucas Braga, per seguirle, per non perdervi nessun contenuto del meglio del futsal italiano, di iscrivervi al canale YouTube della Divisione Calcio a 5, perché adesso la stagione entra nel vivo. Cuzzolino avanza, guarda la porta, ci prova con la punta stavolta. Il risultato non è lo stesso. Maxi Rescia all'indietro. Cuzzolino sul plus, in attesa che arrivi Victor Lopez ad Armanforte. Eccolo l'estremo difensore dell'L84, Fortini. Sfida Denner, ha un altro passo, va via, riesce a calciare, ma trova solo il muro alle spalle della porta difesa da Bellobuono. Che rimette in gioco il pallone, intercetta Cosico, tocco per Liberti, doppio passo. C'è stata una deviazione, vediamo se sarà fallo laterale o calcio d'angolo. Dovrebbe essere corner per la L84, l'ottavo. E battuti 9 il Napoli. Ha rimontato in questa statistica la squadra di Diego Rios. Cosico nel duello tra numeri 10 con Salas. Poi l'impressione che si è voluto liberare velocemente del pallone per non correre rischi. Bellobuono per Denner, sforbiciata ma non aggancia. Cosico, Liberti, Maxi Rescia, ancora Liberti, prova ad accelerare, il Diablo va via, Liberti sul fondo, palla dentro, Lucas Braga la sfiora, ma poi la tocca anche Canabarro, perché il fallo laterale è per la L84. Cosico all'indietro per Victor Lopez nel cerchio di centrocampo. Liberti, Maxi Rescia fa scorrere Lucas Braga anche da terra, poi Liberti la scaraventa sugli spalti. Momento decisivo della partita. Denner non trova la porta. Certo che con l'acquisto di Denner adesso il Napoli ha due pivot molto strutturati fisicamente, molto pericolosi, abilissimi nel gioco spalle alla porta. Bellobuono per Pelesigno, la lascia lì, Perugino raddoppiato, fallo laterale per il Napoli. Impressione che la squadra di Angelini adesso stia rifiatando per provare poi lo sprint finale
e il tutto per tutto. Denner la lascia lì, Pelesigno cerca ancora Denner, non riesce a girarsi. Che partita che sta facendo difensivamente Maxi Rescia, alternandosi nella marcatura di Guillermo e Denner. Pelesigno, Cosico intercetta, è un 2 contro 3. Salas, bello buono, direttamente da Perugino. Salas intercetta, poi difende e scarica per Maxi Rescia. Salas, Maxi Rescia, Liberty, Cosico, Pelesigno gli ostruisce il passaggio. 7,52. Victor Lopez sbaglia la verticalizzazione per Van der Salas, e allora bello buono. Denner, Pelesigno si mette in proprio, la perde. Salas difende il pallone e guadagna un calcio di punizione. Adesso il Napoli non deve innervosirsi, deve rimanere lucido perché manca una vita al termine di questa sfida. Cosico si accentra, zona tiro, perde l'attimo anche per la pressione di Renzo Grasso. Pelesigno, esce Denner, entra in campo Guillermo. Pelesigno, si muove Guillermo, va a occupare la posizione di pivot, viene anticipato da Lucas Siqueira, poi intervento duro in scivolata del numero 8, il cartellino e vediamo il colore rosso per Lucas Siqueira. L'intervento sembrava molto duro. E allora inferiorità numerica per la L84, intervento pericolosissimo di Lucas Siqueira. Rosso assolutamente giustissimo. Prova a protestare Cosico, ma davvero non ce n'è bisogno, probabilmente non se ne sono neanche resi conto dal campo. Ma l'intervento di Lucas Siqueira è stato pericolosissimo. Sette minuti e 10. Napoli con un uomo in più per provare a trovare il pareggio al pala maggiore di Leini dopo essere stato avanti 1-0. Canabarro, Bolo, ancora Canabarro, sceglie Rescia, Cosico e Tuli. Diego Rios per i minuti di inferiorità. Maxi Rescia con l'esterno, guadagna secondi ma non sono abbastanza. Bolo, anche perché il pallone ha toccato il soffitto forse, in ogni caso poco cambia. Fallo laterale per il Napoli. Canabarro, chance per andare al tiro per Salas, respinto il suo destro. Fischi anche un po' per mettere pressione dagli spalti del pala maggiore di Leni. Salas torna da Bolo, prova ad alzarsi, tu l'impressione da solo, poi di testa Guillermo, Bolo, finta, Bolo, ancora Guillermo, se lo divora. Strozza troppo la conclusione col mancino. Victor Lopez per Cuzzolino, che non riesce a tenere in campo il pallone. Bolo per Salas, passano i secondi. Bolo, Guillermo si gira, Maxi Rescia ha fermato anche questa.
Monumentale fino a questo momento la prestazione di Maxi Rescia. Canabarro con l'esterno per Salas. Arriva Bolo che chiama il movimento di Canabarro. Salas, Bolo, Canabarro, controllo così e così, ma il pallone è rimasto in campo. Bolo, Salas, deviazione, tanto per cambiare di Maxi Rescia. Doppia cifra di corner per il Napoli, che arriva a 10 ma concede la rimessa laterale all'L84. Dovrebbe avere ancora una quarantina di secondi di inferiorità numerica. Fortini per Victor Lopez, non può fare altro che andare di prima, lungo, dalle parti di Bellobuono. Bolo supera la linea di metà campo. Fortini in chiusura, fallo laterale. Borruto all'indietro per Bolo, chiama il movimento di Canabarro, riceve l'87. Bolo con pazienza al Napoli che sbaglia però. Esce Tuli, entra Cuzzolino. Cosico, lungo da Cuzzolino, che forse ha provato un leziosismo eccessivo, era solissimo. Pallone scivola sul fondo. Bellobuono per Bolo. Dovrebbero mancare circa 10 secondi. Bolo, Suolata, va da solo. Bolo trattenuto. C'è fallo ma si gioca. Va giù Borruto. Vediamo cosa decidono gli arbitri. Viene dato fallo cumulativo alla L84, ma rimane la decisione del vantaggio. Quindi semplice fallo cumulativo, niente calcio di punizione. Victor Lopez, lunghissimo da Cuzzolino, dimenticato da tutti. Fortini entra in porta lui ma non il pallone. Poi lamenta anche una spinta. Si erano completamente persi Cuzzolino i giocatori del Napoli. Poi Fortini lamenta una spinta ai suoi danni. Bellobuono per Borruto. Adesso la L84 torna in parità numerica. Guillermao non riesce a sfondare il muro verde-nero. 5 minuti al termine della partita, 300 secondi separano la L84 da un'altra settimana in vetta. Bolo da un'altra settimana, da un altro turno, perché si giocherà fra 2 giorni. Borruto, Bolo sulla sua verticale. Guillermao anticipato da un immenso Maxi Rescia. Bolo, Guillermao, arriva Bolo, aveva colpito una traversa e un palo nel primo tempo, stavolta trova l'angolo giusto. 2-2, la ripresa al Napoli. Forse anche una deviazione aiuta Bolo, che però si meritava questo gol. Nuova parità al Pala Maggiore di Leni. Non era riuscita a sfruttare la superiorità numerica la squadra di Angelini, ma il gol ha trovato lo stesso. Cosico, Braga chiude il triangolo. Borruto
Non c'è retropassaggio, tocco involontario, bello buono per Guillermao, la tiene in campo Borruto, sbuca Liberti, Cosico. Adesso 4 minuti e 20 di intensità totale al pala maggiore di Leni, bello buono, imbucata, Guillermao la difende, chance per Borruto! 3-2 del Napoli, tanto per cambiare, segna El Titi Borruto, 6º gol in 7 partite alla L84 con questa maglia, il 10º nelle ultime 7 gare con il Napoli quest'anno. Incredibile! In 40 secondi il Napoli ha ribaltato la gara. Poi c'è stato il tocco di Guillermo, ma probabilmente il pallone era già entrato. Adesso time out chiamato da Diego Rios. Sembrava non alle corde, perché il tempo sicuramente c'era, ma un po' spento il Napoli. Non era riuscito non solo a segnare, ma in generale a creare palle gol con un uomo in più. Poi però in 40 secondi ha segnato 2 reti. Adesso 4 minuti e 07 da giocare con la L84 che è sotto. E si gioca la carta portiere di movimento. Diego Rios lo farà Fortini. 247 secondi al termine. Tuli per Cosico. Tuli, Cuzzolino all'indietro, Cosico, Fortini, Cosico, Cuzzolino. Non è bastata la sua doppietta, non sta bastando. Cosico, Fortini, Cosico, Murilo Schiocchet, Cosico, Fortini si va a prendere lo spazio nel mezzo della difesa del Napoli. Cosico, Tuli, con pazienza l'L84, Murilo Schiocchet non passa il suo tentativo di assist. Cuzzolino, fallo subito da Murilo Schiocchet. E arriva il cartellino giallo per Salas. Ammonito come suo fratello. Tre 21 al termine. Tuli, Cuzzolino, sempre Fortini portiere di movimento. Tuli, Murilo Schiocchet, ancora Tuli, Cosico, Cuzzolino, tocco per Tuli, guadagna metri, Cuzzolino, Murilo Schiocchet, Salas salva tutto. Ci ha battuto il calcio d'angolo l'L84. Cuzzolino per Tuli, deviazione, altro calcio d'angolo. E alla fine è arrivato il pareggio nei corner, 10 pari. Murilo Schiocchet, morbido per Cosico. Cuzzolino, Cosico, si guadagna al centro, prova anche ad andare al destro. Tuli, Cosico, Cuzzolino, scorrono i secondi.
Fortini era solissimo, poteva fare molto meglio di così. 150 secondi al termine. Bello buono per Canabarro. Di prima il Napoli in avanti, Borruto, poi Guillermao a tendere rinforzi, Maxi Rescia anche da terra lo ferma. Poi Borruto vuole respirare. 2 minuti e 20. Una gara che la L84 sembrava avere in pugno. Nel giro di 40 secondi l'è scivolata dalle mani. Salas per Guillermao. Salas chiama in causa Bello Buono. Ancora Salas, la tiene in campo e guadagna anche un fallo laterale. Tutta l'esperienza del Ciolito Salas. Victor Lopez addirittura in anticipo su Guillermao. Sembra avere qualche problema muscolare. Borruto vince il contrasto. Guillermao, poi conclusione. Victor Lopez, non era uscito il pallone, quindi calcio d'angolo. Già battuto. All'indietro. Salas per Bello Buono. Meno di 2 minuti al termine. Victor Lopez in 2 tempi. 4-4 la situazione dei falli. Torna in campo Fortini come portiere di movimento. Cosico, Fortini. Pronti 3 cambi addirittura per il Napoli. Cuzzolino, Cosico, meno di 90 secondi. Passa il tempo al palamaggiore di Leini. L84 sotto. Fortini trova il muro di maglie bianco-azzurre. Fortini per Cosico, Cuzzolino, Murilo Schiocchet, ancora Cuzzolino, Murilo Schiocchet, Borruto a sbarrare 2 linee di passaggio. Tuli, Fortini anticipato. Ci avviciniamo all'ultimo giro d'orologio. Fortini, Cuzzolino in orizzontale, Cosico 57 secondi con le ultime energie la L84 a testa bassa. Tuli, Fortini, palo e poi Murilo Schiocchet calcia alle stelle. Ha avuto sul piede il 3-3. Bello Buono cerca Guillermao, Tuli lo anticipa, Cosico alla cieca in fallo laterale. Incredibile occasione per la L84. ...42 secondi... Bello Buono, pressione totale della L84 che funziona e garantisce alla squadra di Diego Rios uno degli ultimi possessi della partita. Cosico a battere il fallo laterale. Cuzzolino, Cosico, sempre 3-2 Napoli, 30 secondi. Tuli non può darla a Fortini. Cosico, Tuli, pressione furibonda da parte di Bolo. Poi Cosico ci mette una pezza. Tuli vorrebbe l'ultimo tocco di Bolo e lo ottiene, ma mancano solo 24 secondi. Deve risalire tutto il campo la L84. Cosico avanza, vediamo cosa inventa. Tuli, 16 secondi. Cuzzolino, Fortini devono calciare gli uomini di Diego Rios, non c'è spazio. Cosico, Cuzzolino, Murilo Schiocchet dentro, fallo laterale, 5 secondi. Ecco l'ultima occasione. Cuzzolino non calcia. Cosico, Murato, Cuzzolino, sirena. Il Napoli espugna il pala maggiore di Leini.
rimonta e controrimonta in casa della L84 che era andata sotto 1-0, era stata capace di andare avanti 2-1 e poi di resistere all'inferiorità numerica, ma è stata rimontata. E allora, dopo un solo turno di campionato in vetta alla classifica, in testa torna la Meta Catania e la squadra di Diego Rios subisce la seconda sconfitta stagionale. Dal Pala Maggiore di Leni e da Luca Pellegrini è veramente tutto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube della Divisione Calcio 5 per non perdervi nessun contenuto del meglio del futsal italiano, e vi do appuntamento a sabato per l'ultima giornata del girone d'andata. Grazie per averci seguito e una buona serata.